2 vescovi, Chiavari e La Spezia, una decina di sacerdoti, diaconi e alcuni religiosi, e poi decine di fedeli, laici, tra ammalati e volontari. Il cammino dell'Unità Ligure è il cammino della Chiesa ligure. A Lourdes hanno portato le proprie sofferenze e quelle di tante altre persone. Con la messa alla grotta e l'accensione del cero, questa mattina si è chiuso il pellegrinaggio. Dopo pranzo, il rientro a casa con una missione nel cuore. Penso che la bellezza anche dell'associazione sia quella di portare speranza un po' nelle nostre sofferenze quotidiane. Ecco, qui a Lourdes noi lo ritroviamo appunto anche tramite proprio il messaggio di Maria Bernardette di portare speranza al mondo. Missione che per alcuni sarà anche quella di portare la bellezza di Lourdes agli amici, agli scettici, a chi non ha mai pensato di poter partecipare. Per tanti volontari questo pellegrinaggio ha rappresentato la prima esperienza. Maddalena racconta con entusiasmo questi giorni con i malati. Oggi da adulta spiega vivo la scelta con maggiore maturità. È veramente pazzesco quello di cui mi rendo conto di quanto diano anche queste persone, cioè del calore e dell'affetto che queste persone riescono a dare, perché hanno veramente problemi e sofferenze molto più grandi, e però siano persone positive, siano persone che ci trasmettano e non si lamentino, siano più quasi loro veramente che diano a noi che noi a loro. Il vescovo di Chiavari ha celebrato domenica la messa internazionale nella basilica sotterranea di San Pio X. Gesù, ha spiegato nell'omelia, ci invita ad amare senza calcoli e a non chiudersi nel proprio dolore. Gesù mi dice: prendi su di te il giogo dell'amore, tutto l'amore di cui sei capace, proprio come ho fatto io. La cosa ti spaventa? Non avere paura, io sarò con te.